Siamo con Marzio Favero, sindaco leghista di Montebelluna, parliamo delle regionali. Lei ovviamente appoggia Luca Zaia? Ovviamente, credo che sia un amministratore capace, che ha già dimostrato di avere un linguaggio diverso, che va oltre gli schematismi ideologici destra e sinistra, un uomo che punta soprattutto sui progetti amministrativi di qualità, ha una visione strategica per il Veneto e io volentieri come leghista lo sostengo. Cosa pensa delle divisioni che ci sono state, il caso Tosi? Sono divisioni che lacerano gli animi, ma dovremmo ricordarci tutti, quando si fa politica, che c'è un bene comune rispetto al quale anche le rivendicazioni personali devono essere messe da parte. È del tutto evidente e per tutti che l'unico candidato che la Lega aveva da mettere a disposizione per questa competizione, candidato apprezzato trasversalmente anche in altri ambiti politici, è Luca Zaia. Cosa teme di più in caso di una vittoria di Alessandra Moretti? Allora, non c'è da temere su un'ipotesi che non solo è improbabile, è impossibile, perché a me dispiace, ma in questo momento il Veneto non ha bisogno di demagogia. Il Veneto sta pagando un prezzo altissimo alle politiche che il PD sta sviluppando a livello nazionale e il Veneto non si può permettere un errore come quello di votare un candidato del PD in questa tornata elettorale.